Abbiamo appreso ieri con una gioia, devo dire, inaspettata questa notizia. Il Pieve di Soligo è nella short list delle 10 città selezionate per andare a Roma il 14 e 15 gennaio a presentare il dossier di candidatura. Selezionata fra le 10 finaliste a Capitale della Cultura 2022, Pieve di Soligo ora sogna di raggiungere questo importante traguardo. Una cittadina piccola, uno dei borghi italiani più belli e città natale del poeta Zanzotto. Emozionato il sindaco che parla del progetto che ha coinvolto il territorio intero, una candidatura che non può competere da un punto di vista della storia e dei monumenti, dice, ma vuole dare la visione di un nuovo futuro. Dalla visione di un futuro che parte dalle parole di Andrea Zanzotto, dalle parole di Francesco Fabbri, dalle parole di Giuseppe Toniolo, di tantissimi altri personaggi che hanno reso con il loro pensiero unico questo territorio al di là della bellezza del suo paesaggio, delle sue colline. Ora le finaliste dovranno presentare a voce un dossier a Roma scegliendo diversi testimonial per ogni progetto. Pieve di Soligo, dice il sindaco, soddisfatto è un territorio che è stato davvero fortunato. Un luogo particolarmente fortunato, quantomeno nell'ultimo secolo, perché i personaggi che lo hanno abitato hanno inciso profondamente nella storia della cultura e anche della politica. Andrea Zanzotto e Totti Dal Monte nella musica e nella letteratura, Francesco Fabbri e Giuseppe Toniolo nella dottrina sociale e nella politica di questa nazione. Pieve di Soligo ora spera davvero di coronare questo sogno. Per noi, dice il sindaco, questa è già una grande vittoria.